ovvero io ho presentato una proposta di legge che istituisce il referendum per l'indipendenza da votare insieme all'autonomia. Per dare forza al Consiglio regionale per approvare questa legge abbiamo lanciato una raccolta firme con l'obiettivo di arrivare almeno a 200.000 firme di cittadini veneti che chiedono al Consiglio di approvare questa legge. Oggi l'argomento della conferenza stampa era questo, credo che dobbiamo vedere se i veneti hanno a cuore questa tematica che riguarda il loro futuro, anzi che è la cosa più importante per dare un futuro al Veneto, l'indipendenza. Noi speriamo di spiegarlo nei gazebo in tutte le occasioni che avremo a disposizione per farlo. Siamo assolutamente convinti che da un lato abbiamo il sacrosanto diritto di votare per indipendenza perché i cittadini, in quanto cittadini, hanno il potere costituente, lo possono esercitare quando vogliono. I cittadini veneti lo hanno già esercitato in occasione del plebiscito del 1866 e tutti i cittadini italiani lo hanno già esercitato il 2 giugno del 1946 per votare fra monarchia e repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente. Un'Assemblea Costituente viene votata dai cittadini che esercitano potere costituente. Se ci sono questi precedenti, vuol dire che noi possiamo e abbiamo il diritto di votare in merito alla forma di governo che ci dovrà governare da qui in futuro. Secondo, i cittadini devono capire che tutto il resto è un po' una presa in giro. In Italia non si riesce a fare nessun tipo di riforma da 50 anni a questa parte, si chiacchiera, si blatera, si parla, si discute, poi resta tutto come prima e le cose peggiorano sempre di più. Con l'indipendenza si avrebbe la possibilità di istituire un governo indipendente, autonomo, che esercita la sovranità per se stesso e i veneti hanno dimostrato in 100.000 occasioni di essere in grado di gestirsi e di arrangiarsi. Quindi noi chiediamo di poterci arrangiare, di poter gestire il potere sovrano in Veneto per i veneti e di fare soltanto ed esclusivamente l'interesse del Veneto attraverso il governo del Veneto. Tutto qua. Questa è una battaglia che vinceremo di sicuro, stiamo soltanto cercando di accelerare un po' i tempi per arrivare a ottenere il risultato.